Io lo chiedo prefetto, al momento basta invii. È l'appello del primo cittadino di Cona, Alberto Panfiglio, dopo che all'ex base missilistica di Conetta sono arrivati alla spicciolata un'ottantina di migranti. Noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo 34 volte la quota che ci compete, dunque a meno che le quote le ha fatte la prefettura, le quote le ha fatte loro. Facciano in modo di convincere altri a partecipare. Cona ha già dato. Un appello, quello del sindaco, che potrebbe cadere nel vuoto, visto che i continui sbarchi, l'ultimo a Reggio Calabria con oltre 600 profughi con anche case di scabbia, hanno fatto lievitare le quote di accoglienza regionale. Per il Veneto si parla di più 700 migranti a cui trovare una sistemazione, di questi un centinaio sono destinati alla provincia di Venezia. Quote che aumentano, migranti che arrivano, sistemazioni che mancano, i sindaci sulle barricate. Una situazione, spiega la presidente dell'Anci Veneto Maria Grazia Pavanello, che dimostra il fallimento in Veneto della suddivisione equa e volontaria dei profughi. Il governo continua, ne deve prendere atto e, conclude, deve adottare un provvedimento d'urgenza con carattere obbligatorio. Insomma, costringere i sindaci tutti a rispettare il diktat, un profugo ogni 1000 abitanti, e il sindaco di Cona Panfiglio incalza. Qui la politica regionale, provinciale e tutti i sindaci sono assenti e mi hanno lasciato da solo. All'ex base arrivano intanto i profughi trasferiti dal residence di Eraclea alla Mimosa. Ieri sera a mezzanotte è passato un altro pullman, intanto. Una ventina gli ultimi arrivati e probabilmente quelli che nei giorni scorsi hanno animato le proteste nella località balneare, ma al residence il numero rimane ancora troppo elevato. Sopralluogo invece stamani a Conetta del sindaco e della consigliera regionale Erika Baldin e del Movimento 5 Stelle all'ex base missilistica, dove la cooperativa è al lavoro e sta facendo compilare ai migranti i documenti necessari per la richiesta dello stato di profugo. A Conetta, 197 anime, da una settimana è presente anche un presidio interforze nel tentativo di rassicurare i residenti e mantenere la pace sociale. La poesia ti tranquillizza un po', insomma, che ti guardi intorno con più sicurezza. Sì, finché io sì. Noi conosciamo mia sta gente qua, non sappiamo. E poi che prospettive hai? Quanto hai a stare qua?